Questa è proprio un'occasione di bilancio, fermo restando insomma, che abbiamo sempre detto in tanti che non è un giorno insomma, che fa poi e che dà l'attenzione all'universo al femminile. Quindi un'occasione di bilancio perché di fatto il primo articolo di legge era proprio il 2003, quindi sono proprio 10 anni giusti di politiche di genere della Regione del Veneto che hanno nel tempo prodotto risultati molto buoni. Prima di tutto moltiplicando di fatto, direi triplicando gli organismi di parità sul territorio. Oggi sono quasi il 70% i comuni della nostra regione che hanno un organismo di parità oppure che hanno una commissione o che comunque si occupano di tematiche di pari opportunità, magari in rete con altri comuni. L'organismo di parità è diciamo, il nome generico, insomma completo, diciamo anche di derivazione più europea, che comprende sia il comitato pari opportunità che la commissione pari opportunità. Che differenza c'è? La commissione solitamente è votata in consiglio comunale, quindi ne fa parte il comune e ne fanno parte di solito le associazioni di categoria, di volontariato, insomma quanti operano sul territorio del comune o della provincia, insomma, e rappresentano quindi quel territorio. I comitati di solito sono presso le ULSS, presso le camere di commercio, presso altri enti, l'ARPAV, altri enti strumentali o enti locali. E poi non è detto che debba essere strutturalmente inserito in un'amministrazione. Ecco, il comitato di fatto è questo. Questi sono organismi di parità. Che si occupano quindi di fatto di diffondere non solo una diversa sensibilizzazione, ma soprattutto di avvicinare le donne, nel caso delle commissioni pari opportunità degli enti locali, di avvicinare le donne al mondo della politica. Ci lamentiamo sempre che siamo pochissime nelle cosiddette stanze dei bottoni, pochissime donne elette, però è anche vero che di fatto la politica è per molte la terza eccellenza, perché dopo il lavoro, la famiglia, le conciliazioni tra tempi di lavoro e di cura, la politica ovviamente, in più con gli orari che ha la politica, che solitamente sono orari da uomini, ovviamente per una donna è un ennesimo impegno. Avvicinandole alle commissioni pari opportunità cominciano ovviamente a vivere, a respirare, magari anche ad appassionarsi a quello che può essere il mondo dell'amministrazione, quindi noi ci auguriamo, ma i dati ci confortano, a partecipare insomma, attivamente poi al governo dei paesi e delle città. Peraltro abbiamo con l'Università di Padova, con la professoressa Darrè, proprio uno studio dettagliato di questi 10 anni, come abbiano inciso, dove ci sono le commissioni per la presenza poi successiva delle donne, ed effettivamente dove vi è stata negli anni una sensibilità diversa, una diffusione pesante sul territorio, le donne si candidano più volentieri, in maniera più numerosa, e poi ovviamente vengono anche elette. Che è del tutto evidente che una degradata situazione economica familiare porta maggiormente anche a casi di violenza, a volte anche in ambienti assolutamente insospettabili, e questo è anche quello che emerge dalle nostre ricerche. Non è detto che debba essere per forza un ambiente o di povertà o comunque di degrado sociale dove poi nasce la violenza tra le mura domestiche. Non dimentichiamo che la casa è assolutamente il luogo più sicuro, dove immaginiamo di non avere alcun genere di pericolo, invece dove vengono perpetrate le peggiori violenze. E quindi è proprio attorno a questo tema che insieme all'Osservatorio Nazionale Violenza di Genere, che ha sede a Verona, l'osservatorio proprio nazionale, con la collaborazione di tutte le forze dell'ordine, della magistratura, delle ULSS, quindi dei pronto soccorsi, dei medici di base, lavoriamo da tempo su questo tema, non solo per diffondere in maniera capillare una formazione o un'informazione, perché emerga anche la coscienza e anche la forza poi di poter denunciare, di poter uscire di casa, uscire dalla spirale della violenza in maniera sicura. Quindi accanto a questo anche tutti gli investimenti per i centri di ascolto, ma anche e soprattutto per le case rifugio che possono accogliere anche i minori,
perché ahimè non sempre questo è possibile, e quindi soprattutto per diffondere sia agli operatori ma anche proprio sul territorio punti di riferimento importanti perché si possa riconoscere, si possa far emergere, ma si possa soprattutto assistere con professionalità ma anche con competenza e con ovviamente tutte le dovute cure la donna che ha subito violenza. Devo dire che questo è un percorso difficile, doloroso, ma che dà frutti importanti sui quali i dati, ahimè, qui i dati non è piacevole, ci piacerebbe che non ne aprissero neanche una di casa rifugio e ci piacerebbe che non avessimo neanche una denuncia, però è del tutto evidente che questo permette di uscire da una spirale dolorosa.